La rappresentativa di Mister Macedonio batte 3-2 i parità della Lazio nell'amichevole della Borghesiana e prosegue nel migliore dei modi il percorso di preparazione in vista del Roma Caput Mundi. I primi minuti sono di studio e la prima vera occasione arriva su calcio di punizione guadagnato da Perni al 21esimo. A incaricarsi della battuta è Cesarini che ci prova con il suo sinistro, ma Polidori è bravo a parare. Poco più tardi è sempre il centrocampista della Tor Tre Teste a provarci, sempre dal calcio di punizione, ma questa volta il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa. La spinta della rappresentativa non si arresta e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Crovello ci prova con il sinistro, ma il suo tiro è poco preciso. Dopo un ottimo avvio i ragazzi di Macedonio calano fisicamente e la Lazio di D'Urso esce fuori. Al 40esimo i biancazzurri orchestrano una buona trama di gioco che sfocia sulla destra, dove Di Porto va al cross per Brasili. Il numero 9 tenta la rovesciata, ma la sua conclusione termina al lato. Allo scoccare del 45esimo arriva poi l'episodio che sblocca il match. La Lazio conquista un calcio di punizione dal limite, Troise si incarica della battuta, conta i passi e va alla conclusione. La sua traiettoria supera la barriera e si infila all'angolino basso. Perna non può nulla. Termina così il primo tempo sul parziale di 1-0. Attacca ancora la Lazio all'inizio ripresa con Oliva che serve in profondità Brasili. Il numero 9 è bravo a lavorare il pallone spalla alla porta, chiede ed ottiene l'1-2, ma una volta arrivata a tu per tu con Zuccon non è freddo e si fa ipnotizzare in uscita bassa. I biancocelesti lavorano bene sul versante sinistro e Oliva serve ancora in verticale Brasili, che questa volta si fa atterrare in area da Primasso. Per l'arbitro non ci sono dubbi ed è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Re Davide che spiazza Zuccon e fa 2-0. La rappresentativa però reagisce e al 13esimo Barchiesi si invola verso l'area di rigore e una volta arrivata a tu per tu con il portiere apre il piattone e fa 2-1. Con il risultato di nuovo in bilico la gara si accende e gli spazi aumentano. Il neoentrato Bigonzoni ci prova subito con una percussione centrale e una volta arrivato sul sfondo si libera del diretto avversario con una grande giocata. Il cross nel numero 20 però in area di rigore non trova nessuno e la difesa della rappresentativa libera. I ragazzi di Mister Macedonio sembrano aver perso le misure e al 20esimo Tomei sfiora l'incrocio dei pali con un bel tiro. Questa volta sul versante destro la Lazio si rende pericolosa, Brasili si muove bene, va alla conclusione ma Zuccon para. Con un'azione fotocopia a quella precedente, questa volta è Bigonzoni a impensierire Zuccon, bravo a parare in 2 occasioni. L'azione però non finisce qui, la rappresentativa salva sulla linea ma non riesce a liberare. E Giubrone si divora il gol del 3-1 da posizione più che favorevole, sparando al lato. L'ultimo quarto d'ora però è un dominio della rappresentativa, con Morgante che al 30esimo fallisce l'opportunità del pareggio. L'attaccante arriva al limite dell'area, difende il pallone, tenta il pallonetto, ma il suo tiro è impreciso. Il pareggio è rimandato solo di qualche minuto perché al 36esimo Maccari sfrutta l'errore della difesa biancoceleste e sul primo palo batte Polidori per il gol del 2-2. L'offensiva della rappresentativa non si ferma e 2 minuti più tardi Maccari guadagna un calcio di punizione dal limite. A battere la punizione va il solito Cesarini con il suo sinistro potente ma forse troppo centrale, Polidori non blocca e la rappresentativa passa in vantaggio 3-2. Bigonzoni si muove bene sulla sinistra e serve in area Re Davide che con una torsione impensierisce Zuccon che compie un vero e proprio miracolo. La rappresentativa ha poi le ultime 2 occasioni della gara. La prima con Maccari che non sfrutta a dovere un pasticcio difensivo biancoceleste e con il suo pallonetto dai 20 metri spara. La seconda arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Pasquire che vede negarsi il gol da un grande intervento di Polidori. Al triplice fischio è comunque 3-2 rappresentativa.